Andrea Pondi, che grande coro degli angeli. Oggi loro sono tra i nostri ospiti d'onore, ma avremo tanti amici. Che c'è ancora? Finalmente, essendo quest'ultimo giorno, lei finalmente se ne andrà via. È stato vero, piacere signor stare con Paul, lei. io sono contento di aver operato in questo fantastico ospedale, visto i pazienti. No, ma questo non è un ospedale, mi scusi. Siamo in neurologia, no? Visto che No, a parte che lei tanto lavorava in altri reparti. io lavoro ovunque nell'ospedale perché Sì, io vale, sono scusi, un jolly, scusi. come dicevo. Sì, sarà anche jolly. Sto partendo, un caro attimino, mi scusi, io voglio però un attimino, come Sì. dire, sindacalizzare su questa cosa qua, mi perdoni. Una volta lavora in orologia, una volta lavora in, che cosa ne so io. Quando lavoriamo in ginecologia, in tutti noi del mestiere, buttiamoci sul lavoro. Ma mi scusi, ma non mi dica queste cose, invece diciamo le cose come sta. Sì. Voglio renderla partecipe che sto partendo. Meno male, Quest'estate sono contento. è già partito da un pezzo. Va bene, quest'estate? No, dicevo che Sì. quest'estate sarò in giro per i villaggi. Sì. Perché so che stanno cercando animazione. Ah, hai capito, bello. Quindi vado a lavorare. Mi raccomando, è stato bello. Era una battuta questa. No, ma lei non può capire, signor Paul. Veramente, un giorno si riprenderà. Per lei ci vorrà la rianimazione. Arrivederci. Apro gli occhi ed ogni volta penso a te, sempre con questa passione che mi assale. E da sotto le lenzuola sento che già comincia a scalpitare l'animale. E svegliarsi la mattina arrappato più di prima, solo con te. E non c'è niente di male, ma mi sento un animale solo con te. È sempre una donna vera di una donna finta, però si crea il problema quando tu la metti incinta. Sarà che non c'ho una lira e dopo io non ho la testa. Sarà che con gli amici mi piace fare festa. Sulle manine tutti! Ecco. Ci vuole qualche cosa. Che cosa? Che mi tiri un po' su. Sì, ma che cosa? Ci vuole un po' di whisky e coca. Quando ti senti giù. Ci vuole un bel cannone con un po' di Maria. Poi una bella gnocca sexy. E il problema va via. Ma il problema è quando la donna rimane purtroppo la casalinga sola in casa a fare tutte le faccende. Alzarsi molto presto la mattina e già mi do le demme da gischina. Il bimbo che si sveglierà, chissà che cosa romperà, e mio marito se ne andrà correndo al bar, la forfora incollata sul cuscino e le sue caccole sul lavandino. I piatti chi li laverà, la scopa chi la passerà, lo straccio chi lo strizzerà e il cesso chi lo scrosterà. Mi cando, e comodeo mi cando, a fanculo di che mando, e comodeo mi cando. 5 stelle vedrai, ci vediamo tutti insieme